Salute a tutti, oggi tengo piacere devo ragionare di Gibilterra. Gibilterra è parte integrante del suo Regno Unito, solo che è il sud di Spagna, cioè è un territorio inglese, inglese inteso come Gran Bretagna, ma è il sud appunto di Spagna e in pala sua tenete sul continente africano. Poi è importante Gibilterra. Gibilterra è importante che durante l'ultimo referendum teniamo diritto di voto, ha vinto su Remain, cioè la votazione può barrare a intro dell'Unione Europea. Quindi come è tornato a campo un problema, cioè di chi è Gibilterra? È spagnola o è inglese? È inglese, però in Spagna come sta avanzando carichi pretesa, Canarata, insomma, è sul territorio nostro, sono in dell'Unione Europea e insomma la potremmo vedere come una grande possibilità, non che la tornare a piccare. Certo, è un regno di fantasia, però se vi pensiamo bene, batta numeri importanti. Ogni dia bicolano 2 chimize spagnoli sul confine, può andare a travallare in Gibilterra. E sì, appunto, la Gran Bretagna è di su tutto dall'Unione Europea sul confine in Itancato, che hanno esploso un confine europeo. È un confine di 1 chilometro, che però vale oro. Come oro è l'economia appunto di questa piccola rocca che batta pur di chi invicchenta la società finanziaria batta un montone di aziende che hanno investito in noi che comunque batte una fiscalità agevolata che si paga solo su de che poche entro de tasse e in più che è all'interno appunto dell'Unione Europea, cioè è un paradiso fiscale all'interno dell'Unione Europea, che è una cosa namoso metà difficile, che una tassazione semplice del suo genere si può tassare all'interno dell'Europa, pezzi in Dublino, in Malta e in Lussemburgo. La popolazione di Gibilterra che a barrare appunto in Londra e l'ha dimostrato su 67 in un referendum nande chi noi querimo a barrare chi sono inglesi e su 2002 che hanno tornato a dimandare la stessa cosa e hanno tornato a confermare sul risultato. L'ultima idea è stata accusata di proporre una sovranità condivisa. Ite crenare sovranità condivisa? Crenare che le decisioni politiche rispettano a mesa pare fra la Spagna e la Gran Bretagna. Questo su quesito che bitti già su 2002 e che questo di Gibilterra hanno rifiutato, un anno che creano a barrare su Kent un po' come sono. Quindi chissà Gran Bretagna. Caleste sul futuro di Gibilterra? Se esiste su tutto, probabilmente metta investitori si can andare. Non la pesa gai carichi investitori manno e carichi abitanti del suo luogo, che comunque sono 300 anni in questa situazione, quindi si tanca con 6 anni carichi soluzione l'hanno esatta sapare. Il problema è però appunto che tancando la frontiera il problema è tutto questo che vi travallano in intro, appunto che ha parlato prima che sono pur dei 2 chimizza e poi è una visione meta lontana da questa possibilità, perché comunque l'Inghilterra storicamente, come è successo pur di 30 anni fa in Argentina, chissà Malvinas, quando sono stata occupata adesso l'argentino, ha sempre difeso sul territorio suo. Per quanto riguarda il primo ministro di Gibilterra, che se n'era a Piccardo, è in netto contrasto con questo che pensano in Londra, che comunque isso non vuole perdere tutte queste possibilità. Però, come ha detto qualcuno, come ha detto qualche analista politico, in caso che beste si sita de su tutto, appunto una soluzione esatta a cattare, non a finire insomma la vita di Gibilterra. Posso aggiornamento che vanno a essere si sempre su blog. Io vi saluto da Buckingham Palace, che è la sede insomma della regina che sta in Palermea. Vi ringrazio per l'attenzione e a Norvide Sanoso. Maurizio Carta, Londra.